Alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa si è tenuto un nuovo appuntamento della rassegna La Perilibro. Protagonista dell'incontro il libro Giacomo Casanova La vita è recita, firmato dai giornalisti e scrittori Francesco Iori e Alberto Olivi. Sì, parla proprio di Casanova e Venezia, perché abbiamo voluto, non dico proporre qualcosa di alternativo, di diverso, però certamente le biografie fatte per la circostanza puntano molto sul personaggio. Noi invece con Alberto abbiamo scelto questo taglio di presentarlo come espressione di Venezia, addirittura come simbolo di Venezia con la quale Casanova attraversa il secolo della fine della lunga esperienza. Un Casanova è conosciuto per le sue vicissitudini amorose, ma non solo, è un personaggio completo. Esattamente, è proprio un personaggio completo, è quello che abbiamo cercato di mettere in luce nel libro, sfatando un po' questo mito che aveva condizionato e che purtroppo condiziona ancora in certi casi Casanova, rendendolo semplicemente un simbolo del libertinaggio. Non è stato assolutamente questo, è stato, come accennava Francesco poco fa, il simbolo di un secolo straordinario, il Settecento, in una città, ahimè, non più straordinaria come era stata fino a quel momento Venezia, ma che tuttavia ha avuto una fine pirotecnica, perché in quello stesso secolo in cui la Repubblica scompare, compaiono sulla scena settecentesca di Venezia dei nomi, dalla pittura alla scultura all'arte in genere, che segnano in maniera indelebile quel secolo e che sono addirittura precursori dei secoli successivi. Cultura, tanta cultura alla fine della vita di Venezia. Cos'è allora che ha fatto cadere questa potenza? Intanto un ciclo fisiologico, perché nessuno è immortale, né uomini né istituzioni, ma poi tutto un complesso di fattori che vengono da lontano, che vengono da oltre un secolo, che sono innescate nella fase più critica dalla guerra col turco. Anche questa sono 7-8 guerre, ma l'ultima è quella che segna il declino di Venezia come potenza mediterranea, che la segna finanziariamente, che la segna nella classe dirigente, e dunque Venezia un po' alla volta implode su se stessa, però dando fino all'ultimo grandi segni di vitalità, non solo, come ha detto Alberto, sul piano della cultura, ma anche sul piano, per esempio, delle opere civili. Proprio verso la fine di Venezia registriamo la realizzazione di quei murazzi di Pellestrina che terranno botta fino all'alluvione del 1966. Un'occasione speciale per celebrare i 300 anni dalla nascita di una delle figure più affascinanti e controverse del Settecento veneziano. Nel libro, tornando a parlare del libro, ci sono tante curiosità su Casanova. Ne puoi svelare una così al volo? Il fatto di come lui fosse, fra le altre cose, non riesco ad elencarle tutte, dopo le dirò, perché è veramente una sfilza di attività che lui ha avuto. Ma per esempio era un ottimo gourmet, lui era un appassionato di cucina, non solo un buon gustaio, ma davvero quello che si suol dire un vero appassionato, nel senso che amava cucinare, amava servire personalmente gli ospiti che intratteneva, oltre le ospiti, sì, principalmente le ospiti, e questo è solo uno degli aspetti, ma lui ha fatto di tutto, dall'agente segreto all'informatore per la Repubblica, dall'alchimista a un'infinità di altre cose, e si è mosso sempre con una abilità veramente notevole, che gli ha concesso di entrare nelle principali corti reali europee, per cui lui è stato in contatto con dal re di Prussia a Caterina II di Russia a imperatore d'Austria, insomma ne ha fatti tutti, si muoveva veramente a suo agio in tutta Europa.
Dopo la presentazione, il pubblico ha potuto fermarsi per un momento conviviale con l'aperitivo offerto dalla libreria.